Amici di Calcio 5 Live, buonasera e buon anno da Leo Talusi e benvenuti al Pala to Live per la 10ª giornata del campionato di Serie B Girone E, Circolo Canottieri Lazio Laurentino. Serranti, eccolo ancora Ricciarini, un giro da Fantini che può provare a ripuntare come prima, anche se non è molto d'accordo Pio. Pallone che allora viaggia dalle fila di Eugenio, riparte Luis Gustavo, altra palla per Merlonghi, e quando sbaglia da lì Tiziano Merlonghi, la specialità della casa per portare avanti il Laurentino. Altra grande palla di Luis Gustavo, ha rischiato il raddoppio il Circolo Canottieri Lazio, sempre con Tiziano Merlonghi, un'altra volta però frutto di un bello strappo di Fusco che adesso deve fare la diagonale, si è perso Fantini. Che bella giocata di Francesco Fantini che vuole sentire tutto il suo pubblico perché ha fatto 1-1. La rincorsa di Tiziano Merlonghi che carica forte, fortissimo Tiziano Merlonghi, uno specialista anche da lontano, riporta avanti il Laurentino con la sua doppietta. Parte Tiziano Merlonghi, non è possibile, le segna tutte lui. 3-1 Laurentino che vola col suo asso. Avanza Merlonghi, sterza sul destro, altro tiro, altro gol per Tiziano Merlonghi. La calza della Befana gli ha portato ancora gol. Altro rimpallo con Picaio che pasticcia e Moscati fa 5-1. Inarrestabile il Laurentino che non si vuole fermare, si va a prendere l'abbraccio Moscati, ma qui l'errore è tutto di Mati Picaio. Cammisa va lunghissimo, la vuole tenere in campo Santaroni per cercare di segnare quantomeno il gol del 2-5. Santaroni, ormai mancano 3 secondi, lo sprint di Picaio per tenere la palla all'interno del rettangolo, finisce il primo tempo, 5-1 Laurentino, si riparte con Circolo Canottieri Lazio Laurentino. Merlonghi è passato, Merlonghi, decisivo il portiere, ancora Merlonghi e poi la rete di Pio che fa 6-1. Era intervenuto bene il portiere di casa, non ha potuto nulla sul tapin. Dionisi, di Eugenio, e stavolta l'azione è perfetta e Mati Picaio prova a dare un senso a questo finale. 6-2. Parte Tiziano Merlonghi, la sua rincorsa, il destro e la rete. Non ne sbaglia uno questo ragazzo. 7-2 e distanze ristabilite. Parte Fantini e non sbaglia. 7-3. Ed è una partita che non finisce mai. Tiro libero per gli uomini di Badaracco. Di Eugenio col sinistro e la va a prendere Cammisa. Scelta la soluzione lunga, ha trovato solo Dionisi. Di Eugenio si appoggia a Fantini, Fantini sul destro, Fantini, tante finte, Fantini fino al lago, poi pallone per Dionisi, ha un buon sinistro, non lo riesce a far partire Luis Gustavo, 2 contro 0, Luis Gustavo e Merlonghi, Luis Gustavo voleva prenderselo lui il gol e riesce a fare 8-3 e a chiudere con ogni probabilità il discorso. Eccola la battuta, è finita. Il Laurentino vince la sua 4ª partita consecutiva su un campo complicato nelle ultime partite, batte il Canottieri Lazio 8-3.